Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di lunedì 11 luglio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina la notizia di una nuova sciagura in montagna. Precipita per 400 metri dalla ferrata Alleghesi. Muore un alpinista sul Civetta. I compagni di cordata non hanno visto l'incidente. Si tratta di una tragedia che ha coinvolto un 59enne piemontese. E all'interno il giornale inizia ricordando la tragedia della Marmolada. Sentieri chiusi e silenziosi e pochi turisti in quota in un clima di sgomento. Questo è il titolo. Una settimana dopo il crollo del Soracco sul ghiacciaio, il passo Fedaia è deserto. I parenti delle vittime sorvolano l'area. L'iniziativa degli psicologi nella giornata di ieri come tributo e attenzione verso appunto i familiari delle vittime. La temperatura ieri era più adeguata al periodo dell'anno, con un vento freddo. Grande commozione tra Canazei e Rocca in omaggio alle vittime di domenica scorsa. Prima Vaia, ora la valanga, ma Rocca Pietore si rialzerà ancora. Il sindaco De Bernardin a quei poveri alpinisti avrei detto di andare su a Punta Penia. E c'è appunto introdotto da questo titolo un articolo che ospita le considerazioni del primo cittadino di Rocca Pietore. E poi un'altra testimonianza, quella della paziente inglese che si è ferita in Marmolada, che è stata dimessa ieri dall'ospedale di Belluno. Il suo racconto: non ricordo nulla, mi sono svegliata all'ospedale. Cambiamo argomento. Il Corriere delle Alpi affronta quello della emergenza gas. Titola per la verità: senza gas. Oggi scatta lo stop di Nord Stream. La Russia ha garantito al premier tedesco che dovrebbe durare 10 giorni, ma la Germania teme il blocco totale che può mandare in tilt l'industria e scatenare una reazione a catena. Il Parlamento tedesco ha detto sì a una legge per la partecipazione statale di imprese dell'energia. Sul metano bisogna prepararsi al peggio, siamo di fronte a una delle prove più difficili degli ultimi anni. Questa è la convinzione del ministro tedesco dell'economia. Prepariamoci per un taglio totale del gas russo. Oggi questa è l'opzione più probabile. Questo secondo il ministro francese dell'economia. Effetto TAP e Algeria. L'Italia è più sicura. La dipendenza da Mosca passata dal 40 al 25%. Gli esperti: ma gli stoccaggi del gas sono indietro, stoccaggi che se aumentati darebbero maggiori garanzie per il futuro all'Italia. E poi un'altra pagina: stangata benzina. Nonostante gli sconti del governo, i viaggi in auto diventano proibitivi. I consumatori: il costo del tragitto Bolzano-Trapani sale a 400 euro, oltre 80 euro in più rispetto al 2021, ma il salasso colpisce anche i voli. Per andare da Torino a Reggio Calabria si deve calcolare una spesa di 330 euro. Le compagnie aeree pronte a scaricare sui clienti gli incrementi dei carburanti. Questa un'altra sottolineatura proposta in questa pagina dal Corriere delle Alpi. Ma andiamo avanti sulle pagine del giornale per arrivare a quelle che vengono dedicate alla provincia di Belluno e che iniziano con articoli dedicati alla lotta al coronavirus, alla pandemia. È corsa ai tamponi, code nelle farmacie, incidenza di positivi oltre il 50%.
Neanche l'estate dà un po' di tregua agli operatori sanitari, esaminati in provincia in media dalle 20 alle 50 persone al giorno, oltre 350 utenti al Covid Point per fare il test ieri a Paludi, in Alpago. E poi una testimonianza parere del presidente di Federpharma, dei farmacisti, Grubissa: serve attenzione con Omicron 5, self-test attendibili, ma vanno eseguiti bene. C'è quindi attenzione e anche un po' di preoccupazione per l'evoluzione della pandemia anche in provincia di Belluno. Segue poi la pagina con la cronaca dei vari incidenti capitati ieri sulle montagne bellunesi, a partire da quello mortale sul Civetta, giù per 400 metri dalla ferrata Alleghesi. Alpinista piemontese muore sul Civetta. Marco Clerico era vicepresidente del CAI di Peveragno. L'allarme lanciato da un escursionista che ha visto cadere l'uomo. L'incidente è avvenuto in un tratto privo di agganci per la sicurezza. E poi altri interventi dei soccorritori ieri: cade dalla parete della Croda Negra, piede fratturato. Domenica di intenso lavoro per i soccorritori, diverse le operazioni di recupero di escursionisti caduti o colti da malore. Un altro caso, a Tambre, ciclista trasportato in ospedale per un malore. Oltre 15.000 alpini sfilano ad Asiago, stecca consegnata all'ANA Belluno. La nostra provincia, rappresentata da Cadore, Belluno e Feltre. Favero: per diffondere la pace serve l'impegno quotidiano. Onore e orgoglio per poter ospitare un evento che rilancia i valori di fratellanza, coraggio e solidarietà. Vi accoglieremo con entusiasmo e a braccia aperte perché rappresentate il meglio della storia. Queste le opinioni del sindaco di Belluno dei Pellegrini e di Lino De Pra, che presiede l'ANA Belluno. Zaia favorevole alla mini naia, giusto creare una riserva. Anche il presidente del Veneto ha partecipato ieri ad Asiago alla sfilata. Si è trattato del raduno triveneto dell'Associazione Nazionale Alpini. Perdita ingente all'acquedotto Autobotte a Col di Cugnan. Siamo in comune di Ponte nelle Alpi. Registrato un consumo anomalo e una perdita al serbatoio Mareschiata. BIMGSP manda i vigili del fuoco per garantire l'acqua a tutti. Oggi tecnici al lavoro. Guasto alla centralina in centro di Pieve di Cadore, al buio per mezz'ora. E poi da Limana la Magnalonga fa il pienone, in 700 ieri per i 3 percorsi. Un successo l'edizione 2022, apprezzate le novità proposte. L'anno prossimo più posti per l'escursione in notturna. Val di Zoldo, raccolta di contributi per i volontari della Croce Verde. E siamo sulla pagina di Feltre. La sindaco Fusaro: sui fondi di confine siamo già in fase avanzata. La prima cittadina apprezza la proposta di Zatta dall'opposizione, giudicandola però irrituale nelle modalità. L'assessore Bona: alcune soluzioni paiono complicate, meglio puntare su interventi certi. Ieri Don Angelo Balcon, parroco delle parrocchie cittadine di Feltre, ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio. E poi passiamo a Fonzaso: una vita di sofferenza e sacrifici per i tanti fonzasini all'estero. Ieri la cerimonia per i 5 anni del monumento dell'emigrante. Il sindaco Pasa ha ricordato la gioventù trascorsa in Germania. Da Vittorio a Mauro, le nozze d'oro con il rifugio Giussani della famiglia da Poz. Il rifugio ampezzano è ora in mano all'ex capostazione del soccorso alpino. Viviamo senza fretta ma con fiducia, solo così si raggiungono le vette. Ogni anno assumiamo 4 o 5 persone. Il problema è trovare chi passa l'estate qui su in montagna, sottolineano i gestori del rifugio.
dal piccolo Tofana al Cantore, poi nel 72 la decisione del CAI. I due rifugi antecedenti sono ridotti ormai a ruderi, il Cantore fu ricavato in una caserma della Prima Guerra Mondiale. E per la pagina dello sport l'inizio è dedicato alla partita che si è tenuta ieri ad Auronzo tra la squadra locale e la Lazio. Partita finita in goleada, ha vinto infatti la Lazio, la nota formazione di Serie A, per 21-0. Il titolo scelto dal Corriere delle Alpi: la Lazio di goleada, squadra in cantiere, i nuovi tra i migliori. Fuori come da tradizione Immobile, la parte del Leone sotto rete la fa Anderson. Oggi giornata di riposo per la formazione della capitale, la presentazione ad Auronzo sarà venerdì allo stadio. Ma per l'Auronzo è comunque festa, addosso la maglia del centenario. La ricorrenza sarebbe stata nel 2021, ma è saltata a causa della pandemia. E poi seguono tante cronache di varie manifestazioni sportive e di vari tornei che si svolgono nel Bellunese, come il torneo a Gordino, dove il Taibon ha battuto il Lavalle per 4-1, il Canale ha impattato per 2-2 con il Cencenighe. E ancora il Caprile ha superato fuori casa 2-1 il Fedon. Il Gosaldo è stato battuto in casa per 1-0 dalle Ville, l'Alleghe ha perso in casa 3-0 con il Rivamonte, il Vallana invece in casa ha superato per 3-0 l'Agordo 2009. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: caro gas, il piano dei tagli. Il governo prepara l'austerity in caso di stop delle forniture russe, più bassi termosifoni e illuminazione. E la fotonotizia della prima pagina è dedicata alla tragedia che si è verificata ieri sul Civetta. La montagna si prende un'altra vita, alpinista precipita da una ferrata del Civetta, ma in evidenza anche il problema pandemia. Veneto, l'ondata estiva, 10.000 nuovi casi al giorno. Zaia, virus cambiato, ma dobbiamo mettere in sicurezza i più fragili. E a questo tema sono dedicate anche le prime pagine di approfondimento del giornale, con un'intervista a Luca Zaia, il presidente del Veneto. Vaccinare sarà sempre più difficile, ma deve prevalere il buon senso. Questo è il titolo scelto dal Gazzettino per condensare il suo pensiero. Il governatore: i veneti positivi sono quasi 100.000, ma i contagi 5 volte tanto. Oggi la metà dei ricoverati è Covid per caso, con il virus, ma senza saperlo. Dobbiamo mettere in sicurezza i fragili, dice ancora il presidente della regione, ma questa ondata è di fatto il quarto booster, garantisce l'impunità. Andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino per arrivare a quelle che vengono dedicate alla provincia di Belluno e che iniziano con questo titolo a tutta pagina: 2 morti e 30 soccorsi in 48 ore. Fine settimana senza tregua per i volontari del soccorso alpino. Ieri un'altra vittima, un uomo precipitato da una ferrata, dimessa l'ultima dei feriti della valanga in Marmolada che era ricoverata a Belluno. Grazie a chi mi ha aiutata, ha detto, lasciando l'ospedale cittadino. Si tratta di una paziente tedesca. E la fotonotizia scelta per la prima pagina: brucia ancora il bosco sopra Pugnai a Lamon. L'assessore regionale Botticin lo aveva spiegato: questo tipo di incendi sono molto insidiosi. Ieri, a distanza da una settimana dagli ultimi sorvoli del Canadair, ha ricominciato a bruciare il bosco sopra Pugnai a Lamon. Elicotteri della protezione civile regionale ancora al lavoro.
E andiamo all'interno. Le prime 2 pagine sono dedicate alle tragedie della montagna. In vetta ci siamo girati ed è sparito nel vuoto. Marco Clerico, 59 anni, vicepresidente del CAI piemontese di Peveragno, è morto ieri precipitando dopo aver terminato la ferrata Alleghesi in Val di Zoldo sul Civetta. Alpinista esperto, era con un gruppo di 15 persone, tra le quali l'ex comandante Paola Favero. Era appena andato in pensione, voleva godersi la montagna. Questo un commento di uno dei suoi colleghi. In 2 giorni 30 persone soccorse. Oltre ai decessi di sabato e di ieri, per i volontari del soccorso alpino sono state 48 ore senza tregua per prestare aiuto in montagna. Diversi i ciclisti in difficoltà e gli alpinisti infortunati. La più grave è una veneziana precipitata a Passo Giau. Una 31enne è volata per 15 metri. L'incidente sul tiro iniziale della Croda Negra. Una 25enne di Auronzo è stata punta dalle vespe mentre si trovava alle cascate di Fanes a Cortina. Eccoci a Belluno. Consiglio comunale. Bassi studia da presidente. Si tratta di Luciano Bassi, il medico e mister preferenze, è il candidato della maggioranza, mentre la minoranza punta tutto su Marco Perale. Tra i punti in discussione anche la demolizione dell'area ex Agip, opera degli anni 50, vincolata dalla soprintendenza. La seduta convocata per oggi alle 15:30 a Palazzo Rosso. Ci sarà anche la nomina di 2 vice e la surroga di Longo. Verranno presentate le interrogazioni, tra cui quella di Giuseppe Vignato sulla dispersione della rete idrica. Iuscole, il centro-sinistra attacca. La parola attacca è scritta sul Gazzettino tra virgolette. La questione della cittadinanza dei figli di immigrati sarà discussa con un ordine del giorno di Massaro in consiglio comunale a Belluno. E ancora dalla città capoluogo, abbatte la ringhiera sul Ponte Nuovo, miracolato il conducente dell'auto. L'incidente nella notte, le foto sui social diventano virali. Incendio senza fine, dopo 7 giorni si riattiva. Nuova emergenza ieri sopra Pugnai, in azione l'elicottero della protezione civile. È l'approfondimento della fotonotizia già proposta in prima pagina. Emigranti, festa in onore di Del Vecchio a Fonzaso, grazie a lui non me ne sono andato. L'epopea degli zattieri del Piave diventa l'ossatura di un romanzo. Valvisdende, turisti contro il caro parcheggi. Valanga di proteste contro i 10 parcometri installati nell'anfiteatro e il forte aumento dei prezzi per la sosta. Ma i residenti difendono la scelta. In passato ci sono stati troppi abusi. Chiama la natura, ora accetti le regole. Chiusura del tunnel Comelico. 2 consigli per dire di no. Unione Montana e Comune di Santo Stefano di Cadore affronteranno oggi la questione legata ai lavori in Galleria Comelico. Parchi giochi, fondo di 50.000 euro per sistemare le aree nelle frazioni a Ponte nelle Alpi. Previste anche aree di sosta e ristoro a Vic, Cugnan e Cornolade. Il dizionario ladino di De Candido, donato dall'autore a 230 regolieri a Santo Stefano di Cadore. Ho voluto farlo ricordando la mia amatissima moglie. Sedico, visite guidate al parco di Noal. Al Pago, serata country alla Baia delle Sirene. E per la pagina sportiva la copertina è dedicata a Thomas Serafini. Questo è il titolo. Serafini vola come il vento, è il re dei 1500. Al campionato italiano junior, dopo aver trionfato sabato nei 3000, il portacolori della Firex ha di nuovo imposto la sua legge. Esemplare la condotta di gara a Rieti, ha lasciato che gli avversari facessero il ritmo, poi ha sferrato l'attacco finale.
E per l'hockey su ghiaccio, De Bettin, cosa serve al Cortina? Serve ambizione. È stato finalmente ufficializzato il ritorno del tecnico cadorino sulla panchina della Sportivi Ghiaccio di Cortina. E all'interno le cronache iniziano con quella relativa al larghissimo successo di ieri della Lazio nella partita contro i giocatori locali di Auronzo. Ricordiamo infatti che la Lazio si trova in ritiro proprio ad Auronzo di Cadore. E poi tante altre cronache, una sempre da Auronzo relativa alle gare di canoa riservate ai più giovani, gare che hanno portato anche a una promozione di Auronzo, nel senso che queste gare hanno rappresentato anche un test in vista dei mondiali giovanili del 2023, mondiali giovanili che si svolgeranno appunto ad Auronzo perché il test è stato superato. E poi una crono da record. Nella salita al rifugio Settimo Alpini, Giulia Paul e Martina Darin infrangono il primato detenuto da 12 anni da Stefania Santini. Mai così tanti iscritti, 125, molte le donne scese sotto il muro dell'ora e numerosi maschi che hanno impiegato meno di 50 minuti per completare il tracciato. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.